Bisogna avere molto lucido il problema del nostro futuro. Per il Veneto lo sviluppo delle capacità creative e della creatività in genere è fondamentale per la sua crescita economica, per la crescita della sua società e della sua economia. Tutto ciò che stimola la creatività e la creatività applicata è quindi un investimento sul futuro per tutti. Per fare questo il Veneto ha naturalmente, nel caso del cinema, il Veneto ha paesaggi da mettere a disposizione, persone di qualità che possono veramente rappresentare nuovi interessanti artisti, registi. Il Veneto ha dentro di sé la più antica mostra d'arte cinematografica del mondo, quindi è un punto di riferimento, un punto di raccolta. Credo che occorra fare di tutti questi punti, che sono tutti punti di eccellenza, occorre fare il poligono in modo da racchiuderli tutti in una energia applicata, che vuol dire anche risorse. Bisogna avere il coraggio naturalmente di investire risorse, ma sono risorse investite non per un'attività collaterale così, di semplice ornamento, sono risorse investite in un'attività che, smuovendo energie che sanno progettare, organizzare, produrre, creare, immaginare, fanno sì che una regione vive nel mondo della creatività del tempo presente e futuro, e questo dona e offre e distribuisce su tutto il resto questa grande ricchezza che è la capacità di innovare, la capacità di guardare, la capacità di creare.